15 anni di Un gol per la vita, evento nato nel lontano 1998 da un'idea di Renato Tondon, Deus et Machina dell'Udinese Club SGN. Poliedrico, senza voli pindarici, il buon René, il bel Alaunatri, ha creduto nella manifestazione. Come un vulcano ha eruttato i suoi lapilli verso tutti e come il magma ha plasmato la creatura. Renato ha sempre sottolineato una cosa importante: il club non sono io, ma loro. Io, continua, sono un tassello del puzzle. Serate importanti come questa, dedicate alla beneficenza. Della serie più siamo, più doniamo. L'edizione 2012, presentata dalla voce narrante di questo servizio, affiancato dalla brava e professionale collega dell'etere Francesca Spangaro, ha rimarcato il tema della beneficenza. Quest'anno il premio Un gol per la vita è stato assegnato a Giorgio Zammarchi, presidente del FAI Sport, per il suo impegno a 360 gradi nel far crescere uomini sportivi, ma soprattutto dare un'opportunità a coloro che il destino ha penalizzato nel fisico. Da quest'anno nasce un ulteriore premio speciale, in memoria di Alessio Tomè, un giovane sandanielese distintosi nel 2008 per aver salvato la vita a una persona e prematuramente scomparso, premio andato all'Humboldt. Benemerenza alla locale squadra di protezione civile, da 21 anni impegnata verso il proprio territorio, distintasi anche fuori dai confini comunali. Nicola Licari, brigadiere dell'Arma a distanza a Cervignano, per aver eroicamente salvato da morte sicura una giovane donna caduta nelle acque del fiume Ausa. A chiudere il premio a due persone speciali: Giampiero Fadi, il Pippo per gli amici, per la sua opera dietro le quinte all'interno del sodalizio, e Dino Goia, inimitabile custode sempre sulla cresta dell'onda dal lontano 1966, una vita dedicata al calcio con professionalità e spirito di corpo, quello che viene ancora definito il calcio dal volto umano.